Siamo arrivati a Santa Lucia di Piave, chiediamo lo stato di avanzamento dei lavori del futuro casello erigendo di Santa Lucia di Piave. Il sindaco, insieme ad altri sindaci del comprensorio del Piave, si stanno battendo per convincere le autorità regionali, in primis il governatore Luca Zaia, a costruire il casello autostradale di Santa Lucia di Piave Mareno, in un posto che è già stato trovato, con le autorizzazioni già concesse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal governo italiano. Manca solo il via da parte della Regione Veneto. Non si capisce il perché non venga fatto questo casello autostradale che arrecherebbe tanto beneficio alle nostre aziende, ma soprattutto sgraverebbe i centri urbani dal traffico dei camion pesanti, decongestionando l'area e soprattutto non facendola inondare da particelle letali per la salute, perché ovviamente quando un camion passa per il centro storico qualche danno lo fa, non solo rumore ma anche inquinamento dal punto di vista atmosferico. Il sindaco si sta battendo su due fronti, ben voluto dalla sua popolazione, lo chiamano San Riccardo. Ho incontrato prima una mia telespettatrice e anche proprio sostenitrice del sindaco, il quale va come medico condotto anche fuori comune, chiamato in quel di Oderzo, in quel di Susegana, addirittura anche a Belluno e altrove, per aiutare la popolazione che lo chiama senza nulla pretendere, facendo quasi il medico volontario. Questo medico sindaco è molto amato dalla sua popolazione e porta avanti delle battaglie che noi condividiamo, come ad esempio quella di convincere il governatore Luca Zaia a costruire questo casello. Ma adesso aspettiamo il sindaco che sta arrivando ai nostri teleschermi. Sindaco, abbiamo incontrato dei nostri telespettatori ma anche i suoi sostenitori, lo chiamano San Riccardo. San Riccardo, mi fa piacere che sia molto amato dalla sua popolazione. Due questioni importanti: in primis, come le dicevo, sono stato bloccato da Facebook per le posizioni che condividiamo entrambi e non solo, ma lei è il fiere di questo, io sono solo un esecutore, un telespettatore che riguarda le cure sanitarie domiciliari. Ma poi volevo anche farle come seconda domanda il perché ancora questo casello autostradale di Santa Lucia di Piave, che arrecherebbe grande beneficio alle nostre aziende, e non solo, ma anche sgraverebbe dal centro urbano dei traffici dei camion pesanti. Ci sono degli imprenditori che sono anche disposti a fare un progetto condiviso, mettendo anche del denaro, pur di venire incontro pubblico e privato alla inerzia della Regione del Veneto. Ma le lascio la parola, Sindaco. Grazie. Insomma, il casello ormai è diventata un sogno, lo stiamo inseguendo da parecchi anni, ha avuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri, il progetto è stato fatto in base a queste indicazioni che sono state realizzate a Roma in una conferenza dei servizi. Purtroppo mancano le risorse non lo mette lo Stato, non le mette men che meno la Regione Veneto, non si riesce con nessun parlamentare, nessuno che si attivi per creare delle risorse che vengano destinate a realizzare questo casello, tenendo conto che le autostrade mettono già 6 milioni di euro. Quindi si tratta di trovarne 7-8 per fare la viabilità di adduzione. Badate bene, viabilità di adduzione che non è nuova viabilità, è allargare le strade esistenti, quindi cerchiamo anche di impattare il meno possibile sul territorio. Che questa opera sia indispensabile a tutta la sinistra Piave vuol dire sgravare moltissimo dal quartiere del Piave, da Pieve di Soligo, da Oderzo. Noi abbiamo molte realtà imprenditoriali collegate al trasporto su gomma, ghiaia, trasporti, una cosa incredibile. D'altronde questa è una zona manufatturiera molto importante, ha bisogno di collegamenti, ma pensiamo solo al turismo. Pensate che questo potrebbe essere il casello di ingresso delle colline dell'UNESCO. Quindi anche da questo punto di vista sarebbe possibile attrarre ulteriormente, cambiando purtroppo la situazione in cui siamo impelagati con questo coronavirus, ma credo che cambierà, dovrà cambiare per forza, dovremo attirare
facilmente la gente che possa arrivare, poi integrandola anche con un trasporto più semplice, ma se non si arriva in un territorio si crea delle situazioni per cui questo territorio è in svantaggio complessivamente con il resto degli altri territori, che vuol dire meno lavoro, meno occupazione, meno prospettive per i nostri giovani, una decadenza che già in questa brutta situazione di questa dittatura sanitaria, di questo virus, di questa difficoltà che stiamo attraversando, sta facendo intravedere degli scenari difficilissimi. Ecco, Sindaco, mi fa vedere qui proprio davanti alla piazza questo progetto definitivo della provincia di Treviso. Ma leggete? Illustre, sì, sto prendendo. È fatto secondo le direttive a livello nazionale, quindi è quello ufficialmente approvato come opera strategica. È strategica, ma nessuno ci ha messo una lira. Vuol dire che appena passato il ponte sul Piave, nell'attuale A27, si crea uno svincolo, e adesso vi farò vedere, creiamo delle sovrapposizioni. Vedete, ecco il casello, qui abbiamo il Piave, il ponte, c'è il casello, si inserisce sulla viabilità esistente e va a collegarsi a una strada provinciale. Quindi questa è l'opera, quindi l'impatto che c'è, ma è quantomeno il ridotto possibile. Questo qui siamo già all'interno del fiume Piave. Questa invece è un'altra valutazione, si vede, diciamo, questa è la zona interessata attualmente, quindi questa è la provinciale della sinistra Piave, qui mi verrebbe allargata, qui verrebbe realizzato qua il casello, perché questo è il ponte, verrebbe realizzato in questa situazione. Via dell'Argine, mi vuole spiegare, Sindaco, prima era previsto in un'altra area, poi nell'area dell'azienda agricola Benussi, poi si è spostato tutto in Via dell'Argine. Ecco, le carte sono definitive, no? In Via dell'Argine, perché poi è andato dalla provincia di Treviso alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi è il progetto definitivo che è stato approvato a livello e anche con delibera del Consiglio dei Ministri, prevede l'utilizzo di questa strada che è via Lovadina, qui comincia via dell'Argine. Questa è la cava Zago? Sì, questa è cava Zago, all'interno questa è la cava Zago, ma la viabilità verrebbe prima davanti alla cava, per intenderci, queste sono le due aziende agricole, qua c'è il sottopasso. Sì, qui no, ovviamente è un sottopasso. La viabilità sarebbe questa, tornerebbe da verrebbe preso da questa parte e si entrerebbe lì, quindi da questa parte senza passare. Sarebbe interessata una parte di quest'area qua che è dopo l'azienda agricola. Certamente, una parte è un'area Belussi, ci sono 2 o 3 proprietari qui che sono interessati, anzi 4, qui sono i CAIS. Ma sarebbe un danno minore, insomma. Sarebbe tutto risarcito a norma, siccome è zona a vigneti avrebbero il loro ristoro dovuto per legge. Nessuno regala niente, ma la legge negli espropri prevede che venga pagato esattamente quello che è un vigneto. Oggigiorno è una resa discreta, direi, dal punto di vista. Non viene portato via per niente. Non viene espropriato in maniera brutale. No, esattamente. È sempre un esproprio, ma viene pagato quello che è giusto pagare. Anche perché laddove c'è l'interesse di tanti, l'interesse di pochi è minoritario, così è il principio del diritto. Questo è quello che succede normalmente anche quando si fa una qualsiasi pista ciclabile, rompiamo le scatole a qualche cittadino a cui roviniamo il giardino però insomma il vantaggio è che poi la pista ciclabile è a servizio anche di quel cittadino e di tutti gli altri. Quindi. Ma perché allora ancora la regione del Veneto tiene ferme queste carte? Perché la Regione del Veneto, e lo dico per l'ennesima volta, questa carta non l'aveva nemmeno recepita sul suo piano, l'ha adeguata nell'estate scorsa quando ha fatto il piano dei trasporti e noi abbiamo segnalato che mancava questo casello. E il paradosso è che a livello nazionale il casello è approvato, e mentre la Regione non l'aveva recepito. Ecco, questo è per dire come funzionano le cose in questo paese. Come lei, che è un po' un patriota, a dover ammettere che in questo momento, in questo caso, sono stati più solerti e più, diciamo, consapevoli i romani rispetto ai veneti, deve essere un po' faticoso, Sindaco. Sì, mi lascia estremamente amareggiato più che altro, perché dico, l'abbiamo fatto una battaglia in cui ha partecipato, non come abbiamo fatto noi la provincia di Treviso, diciamo, i sostenitori sono stati i comuni e soprattutto la provincia di Treviso che ha fatto la progettazione. E siamo andati a Roma, abbiamo superato l'ostracismo delle sovrintendenza
paesaggistica, abbiamo ottenuto un risultato, tutto reso e speso soldi, perché non è che fare i progetti ci è costato poco, e abbiamo tutto reso vano perché non abbiamo né la forza politica dei nostri parlamentari che si impegna per portare a casa qualcosa, nemmeno quando erano al governo, e 0 per 0 la Regione Veneto che la considera una roba che non si farà mai, tanto è vero che non l'aveva inserita nel proprio piano, ha dovuto recepirla adesso di fronte alle nostre osservazioni, ma non l'aveva recepita da subito come sua, ma che era normale, insomma. Se è un'opera strategica sarà strategica soprattutto per chi l'ha a casa sua in Veneto, mica a Roma solamente. Gli imprenditori devono fare pressioni forti a livello regionale, oltre che nazionale, ma soprattutto a livello regionale, perché se la regione incomincia a mettere una qualche risorsa, anche lo Stato poi deve fare la sua parte. Altri sindaci che sono favorevoli a questo progetto per cui lei si sta battendo, quali sono? Il sindaco di Pieve di Soligo? Sicuramente a suo tempo aveva dato disponibilità il sindaco di Susegana, ma credo che abbiano interessi quasi tutti i sindaci ad avere un'opera che è a vantaggio non solo di un singolo comune ma di un intero territorio. Ieri, sindaco, siamo stati anche con il nostro drone a Conegliano a filmare la viabilità, è una cosa ormai quella tangenziale, tutto un camion. Poi siamo stati anche nella zona deposito degli Ostan, dei Vendramin, dei Grigolin, di tutti questi imprenditori che nel suo comune limitrofo qui praticamente hanno un deposito. Sono più di 400 camion che continuano a imperversare in questi territori. Ma era uno degli elementi che avevamo valutato per esprimere il nostro parere favorevole, cioè tutti questi camion corrono e attraversano le nostre realtà, o pieno centro o marginalmente, comunque lo intasano, perché per fortuna, dico io, c'è ancora dell'attività imprenditoriale. Secondo lei, se si fa questo casello, viene sgravata anche la tangenziale di Conegliano? Beh, moltissimo sarebbe sgravata, sicuramente molto. Perché? Perché è più, salendo lì si sarebbe... Spieghiamolo, perché io l'ho capito, ma lo facciamo... No, ma perché salire sull'autostrada in maniera più semplice che avventurandosi per la tangenziale di Conegliano permette di risparmiare denaro e tempi. Dopodiché, con la realizzazione anche della pedemontana, si aprono dei scenari di collegamento molto più rapidi. Perché passi il ponte del Piave, arrivi rapidamente a sud di Spresiano e monti direttamente anche sulla pedemontana veneta. Sarebbe un completamento alla pedemontana. Senz'altro.